Buongiorno a tutti. Perché siamo qui oggi? Fondamentalmente per 2 motivi. Il primo è la restituzione alla città della lastra in pietra posta sulla facciata nord della chiesa di San Francesco in piazza Garibaldi, un restauro promosso dal Rotary Bassano Castelli, qui rappresentato dal presidente Enrico Marin, dal past president Beppe Saretta, che ha iniziato il service, e da una folta pattuglia di rotariani. Il secondo motivo è la conferenza del professor Paolo Pozzato sul tema Bassano, città ferita, la lapide restaurata e la storia di un conflitto, appuntamento inaugurale del ciclo di incontri I venerdì della storia organizzato dalla Biblioteca Civica. Ma qual è il fil rouge che unisce questi due eventi? Gli ultimi 2 anni di guerra, il 17-18 fondamentalmente. 2 anni orribili che hanno segnato pesantemente la città di Bassano con bombardamenti da terra e dal cielo, con l'evacuazione della città, con il profugato dei bassanesi, con edifici distrutti, con morti e feriti. Una pagina di storia cittadina dolorosa ma quasi dimenticata. E oggi è invece rappresentata plasticamente dalla piastra che andremo a inaugurare poi, e dal punto di vista invece dell'archeologia della memoria, proprio perché abbiamo detto che è una pagina dimenticata, la conferenza appunto del professor Paolo Pozzato. Ma andiamo con ordine e diamo la parola al sindaco di Bassano, Elena Pavan. Grazie Gianni, buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti a questo momento speciale. Io comincio con una domanda. Forse il pubblico che c'è qui è un pubblico sensibile e attento, però mi chiedo quante persone guardano quando passano in centro, cosa raccontano i palazzi, i monumenti, le targhe, cosa hanno scritto le targhe. Passiamo sempre di fretta, siamo sempre frettolosi e chissà se la gente, quando vede quel rettangolo bianco grande adagiato sul lato di San Francesco, si ferma a guardare che cosa rappresenta. Purtroppo la fretta è un male del nostro tempo, però grazie a questa azione del Rotary Bassano Castelli abbiamo l'opportunità di restituire un punto di osservazione, un punto di memoria, di connessione fra la storia della nostra città da vari punti di vista, non solo per via dei bombardamenti che sono tracciati in questa lapide che ha riportato, dove sono stati riportati i bombardamenti che sono stati censiti dai nostri uffici tecnici, però questa lapide racconta anche un altro momento storico, quando nel 1936 Paolo Tua, che era l'allora direttore dei musei civici, lanciò un appello a mezzo stampa chiedendo chi fosse disposto ad aiutare economicamente il riallestimento, la sistemazione del nostro museo, ehm, offrendosi o chiedendo sostanzialmente un sostegno, pratica che ancora oggi, continuiamo a fare. Vediamo che la risposta al mecenatismo, la risposta alla generosità, l'affezione da parte del territorio nei confronti del museo è ancora tanto viva. Allora risposero 2 fratelli, si chiamavano Cesare e Giovanna Scolari. Erano di origine bassanese ed erano trasferiti a Roma, da un po' di tempo. Decisero di, dare un ingresso, più dignitoso al nostro museo dal lato San Francesco e decisero anche di, dare la possibilità di avere una lapide che testimoniasse, raccontasse un momento storico della nostra città. Oltre a questo, fu realizzata anche una piccola lapide che,
commemorava e ringraziava questi mecenati. Quest'altra piccola lapide che riportava i loro nomi venne distrutta nei bombardamenti del 45, mentre la lapide, quella che oggetto di restauro, ristrutturazione da parte del Rotary Castelli, è rimasta intonsa nonostante appunto i bombardamenti che hanno pesantemente colpito anche il nostro museo. Questa lapide è stata anche fotografata da Cesare Gerolimetto, che tutti conosciamo, tutti apprezziamo e con la luce del solstizio d'estate che tracciava e faceva veder bene questi puntini neri, queste bombe che hanno devastato il nostro centro storico, è stata usata anche come immagine per l'apertura come simbolo di una mostra che è stata realizzata nel museo per il centenario della Grande Guerra. Amplificando, sgranando e in maniera precisa questa foto si vede l'usura del tempo, delle intemperie su questa lapide e grazie alla sensibilità, alla generosità del Rotary Castello se ne è potuti prendere cura, si è potuta restituire questa testimonianza di storia in una condizione migliore, la più simile alla versione insomma nuova e originaria, questo grazie al mecenatismo, che qui abbiamo la fortuna veramente che non manca mai, grazie alla sensibilità del past president Beppi Saretta, grazie anche al testimone raccolto dall'attuale presidente Enrico Marin, grazie anche alla collaborazione dell'architetto Bertacco che ha seguito i lavori. Grazie alla sovrintendenza, tramite il funzionario Francesca Meneghetti, abbiamo la fortuna di avere anche questo elemento importante, questo collegamento abita in città, quindi insomma è un aiuto sicuramente prezioso, visto che conosce particolarmente bene la nostra realtà e poi anche chiaramente con il contributo degli uffici dell'area quarta. Sì che speriamo che questa luminosa, tornata ad essere luminosa, lastra marmorea, possa solleticare, l'attenzione di tutti quelli che attraversano la nostra piazza, sia che non siano di fretta, ma sia anche se di fretta. Speriamo che possa essere un motivo per far cogliere, la curiosità e fermarsi per guardare quello che rappresenta, per continuare a ricordare che cosa è stata la guerra e che devastazione ha portato anche nella nostra città. Sì che grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questo momento, grazie anche al professor Pozzato che aprirà, e questa è anche l'inaugurazione insomma della rassegna di quest'autunno dei Venerdì Storia, per il suo apporto sempre scientifico, studioso, anche in questo momento, ma insomma in tutto quello che è stato anche il lavoro di restauro. Sì che grazie di cuore, davvero, a tutti quelli che si prendono cura della nostra città e fortunatamente siete tanti. Grazie. Il Rotary Bassano Castelli, ma è una linea che hanno tutti i club Rotary, soprattutto in Italia, fra i suoi obiettivi principali è proprio quello del recupero dei beni storico-culturali. E quindi entro questa linea il Bassano Castelli ha promosso il restauro della lastra marmorea di Piazza Garibaldi e su questo tema do la parola al presidente Enrico Marin. Prima di tutto un grazie al sindaco per questa occasione che dà al nostro club di presentare questo service. Un benvenuto e un saluto a tutti, a nome del club Rotary Bassano Castelli che oggi rappresento come presidente. Per conto del nostro club sono qui a presentare questo service che abbiamo realizzato per, come abbiamo appena detto, per il restauro della piastra marmorea che rappresenta la nostra città durante la Grande Guerra e rappresenta i segni dei bombardamenti subiti dalla città nel 17 e 18. Insomma. Un service che il club ha avviato e ha realizzato nell'annata in cui è stato presidente chi mi ha preceduto, Giuseppe Saretta, che è qui presente e saluto, e che ringrazio per averci spinto insomma, a promuovere e a realizzare questo service. Insomma.
Devo dire che mi fa molto piacere essere qui a presentare questo service insieme col professor Paolo Pozzato, perché personalmente, come diceva il sindaco, come molti bassanesi, io non conoscevo, cioè non mi ero mai soffermato su questa targa marmorea. E chi me l'ha fatta conoscere e apprezzare e capire il valore e il senso di quel momento storico che rappresenta è stato il professor Paolo Pozzato, quando insieme ad amici ho partecipato, ci ha condotto per una visita sulla Grande Guerra, insomma, circa 5 anni fa. Quindi, per cui il fatto che questo intervento di restauro possa portare molti altri bassanesi come me, come noi che siamo qui, a riconoscere e a apprezzare questa targa e il valore che essa ha per la città e il momento storico che segna, credo che sia un'opera meritoria del club e della città. Questo service si inserisce nell'attenzione e nell'impegno che il club, da solo, ma anche con gli altri club service di Bassano, come il Rotary Bassano, che è qui presente col presidente Giobatta Gottardi, o gli altri club Lions di Bassano, si sono realizzati in questi anni a Bassano e nei dintorni. Tra quanto realizzato, ricordo insieme al Rotary Bassano i service fatti per il restauro delle statue in Piazza Libertà, le statue di San Bassiano e del Leone Marciano. Ricordo poi l'intervento di restauro fatto sempre con Rotary Bassano, ma anche con i club Lions, per il restauro della statua di Jacopo da Ponte in Piazzetta da Ponte. Come club poi abbiamo fatto, per esempio, ricordo gli interventi fatti a Marostica per il restauro dell'altare del Santissimo Sacramento, opera del Marinali, presso la chiesa di Santa Maria Assunta, o il restauro del telo copriorgano fatto presso la chiesa di Santa Maria dei Carmini. Qui a Bassano invece come club, tra gli ultimi interventi, ricordo scusate, sì, il restauro, proprio questo ultimo, della statua di Santa Chiara, opera del Marinali anche questa, in chiesa nel Duomo di Santa Maria in Colle. Poi, sempre qua vicino, la riproduzione in fusione di bronzo della pianta da Pontiana, che è posta sul cippo che sta proprio vicino alla piastra marmorea in piazza Garibaldi, e la, diciamo, realizzazione di un video con sottotitoli in inglese per la presentazione della sezione museale sulla storia della città. Per cui devo dire, per concludere il mio intervento, la nostra attenzione e il nostro impegno non si fermerà qui, proseguirà secondo le nostre possibilità. Ah, dimenticavo di dire una cosa però, che mi preme di sottolineare. Ecco, questi interventi fatti dal nostro Rotary, insieme anche con gli altri club, non sono interventi che implicano solo, che sostanziano solo un impegno finanziario per coprire le spese dei service che facciamo, insomma. Ma quello che secondo me è importante sono anche, diciamo, si sostanziano anche nel servizio generoso, dico, dei nostri soci che mettono a disposizione della città, del territorio, la loro competenza professionale perché ciò possa avvenire. Insomma. Ringrazio quindi in particolare in questo caso il nostro socio architetto Bruno Bertacco per averci guidato nella realizzazione e sostenuto nella realizzazione di questo service, che poi ci illustrerà meglio, diciamo, tutti gli aspetti tecnici. Ecco, io ho concluso, ho detto
la nostra attenzione come club, il nostro impegno come club per quanto riguarda la tutela e il recupero e la valorizzazione dei beni culturali di Bassano e Marostica e dintorni non si ferma qui, procederà. Grazie a tutti. I venerdì della storia sono diventati ormai un appuntamento imprescindibile della programmazione della Biblioteca Civica. Il ciclo autunnale di quest'anno si apre oggi con una conferenza che approfondirà gli eventi tragici che hanno coinvolto la città nella fase conclusiva della Prima Guerra Mondiale. Un dato per tutti, scolpito anche nella lapide restaurata, e lo si vede sul lato sinistro: 2561 bombe di mortaio e cannone sono piovute in quegli anni su Bassano e 527 bombe d'aereo sganciate sulla città. La parola al professor Paolo Pozzato, uno storico che certamente non ha bisogno di presentazioni a tutti voi. Prego, professore. Lapide restaurata è la storia di un conflitto, ma il conflitto non è la Prima Guerra Mondiale, come probabilmente qualcuno di voi pensa. Il conflitto è quello che qualche anno fa ancora, i filosofi, con una terminologia oggi un po' desueta, avrebbero chiamato una dialettica. La dialettica fra che cosa? Fra le due anime di questa città, quella laica, liberale, all'epoca fortemente massonica, e quella cattolica. Due anime che non smisero mai di confrontarsi tra la fine dell'Ottocento e vedremo la fine della Prima Guerra Mondiale, anzi anche oltre. E se volete il primo esempio di questo confronto ce l'abbiamo proprio sulla nostra montagna, sul Grappa. Nel 1900, l'anno santo che vede la conquista, la riconquista della montagna da parte dei cattolici, vede nascere sulla cima del Grappa il Sacello della Madonnina, a poca distanza da quel rifugio bassano che era stato voluto da Brentari e appunto dal gruppo del nascente Club Alpino Italiano, che al mondo laico e alla massoneria in particolare doveva moltissimo. Ma in realtà, come dicevo, il discorso era nato prima. Era nato quando dopo la morte di Garibaldi, i bassanesi da subito si erano attivati per volere una lapide, per volere un bassorilievo che ricordasse l'eroe dei due mondi. E la cosa singolare è che quel bassorilievo venne messo al di sopra dell'ufficio postale di Bassano. Voi direte cosa c'è di strano in tutto questo? C'è di strano che l'ufficio postale di Bassano, eccolo lì dov'era, è quella che oggi è diventata una cappella di San Francesco, ma era stata un'aggiunta postuma alla fabbrica di San Francesco ed era l'ufficio postale.
e al di sopra dell'ufficio postale c'era la lapide di Garibaldi. Voi direte anche qui cosa c'è di strano, che comunque l'ufficio postale era allocato sulla chiesa e quindi un mangiapreti assoluto come Garibaldi sul muro di una chiesa stava chiaramente a indicare la posizione che Brentari e i suoi colleghi avevano. E se non bastasse questo, c'è anche la risposta cattolica. Quando la lapide in questione venne realizzata, non rispettò i tempi dell'inaugurazione che vedete segnati subito sotto. E non rispettando i tempi, e per la disperazione ovviamente della Bassano laica, si pensò bene di inaugurarla lo stesso, invece che con il bassorilievo bronzeo, con un bassorilievo di gesso colorato di bronzo. A che uno dei sacerdoti di San Francesco, probabilmente lo stesso parroco di allora, commentò che l'eroe dei due mondi avrà pure un aspetto bronzeo, ma aveva l'anima di gesso. E quindi a indicare che la polemica, sia pur sotterranea, continuava. E continuava a fronte di una Bassano appunto laica e liberale che invece faceva tesoro dei suoi trascorsi risorgimentali e li voleva sul muro, questa volta senza grosse polemiche, sul muro della sede comunale. Anche perché appunto non pochi di quei cittadini avevano proprio militato tra le file di Garibaldi. E in qualche modo la dialettica fra le due parti proseguì negli anni successivi, perché agli inizi del Novecento le due anime di Bassano fanno sì che quella laica liberale immagini uno sviluppo della città proiettato sull'asse est-ovest e lo faccia non solo realizzando il suo quartiere Liberty, che è Viale Venezia di oggi, ma addirittura andando a costruire, lo vedete lì, il ponte sulla ferrovia che non esisteva ancora. Cioè non c'era nessuna ferrovia quando il ponte viene costruito, ma nella lungimiranza di allora si immaginava, si sperava già che una ferrovia di quel tipo sarebbe nata, cosa che avvenne di lì a non molto, perché tra il 1913 e il 1914 veniva realizzata quella che allora era una linea internazionale, cioè la Venezia-Bassano-Trento, che avrebbe dovuto appunto rappresentare quell'asse di commercio nord-sud che si intrecciava con quello est-ovest da sempre privilegiato dal mondo laico. Laddove invece, lo vedremo, il mondo cattolico era fondamentalmente convinto che lo sviluppo di Bassano avrebbe dovuto avvenire verso sud e vedremo che coerentemente con questa impostazione farà le sue scelte. Ora, la guerra in realtà, lo sapete, comincia nell'agosto del 1914. Comincia nell'agosto del 1914 anche per gli italiani, perché dall'agosto del 14 alla primavera del 15 c'è il primo tornado di quella guerra, che è rappresentato dal ritorno a casa di migliaia di emigranti che tornano non solo nella condizione di non poter più sovvenzionare le famiglie come facevano prima, ma tornano spesso e volentieri nudi e crudi, perché il biglietto del treno di ritorno era ad personam, i bagagli venivano pagati a parte e naturalmente, non avendo i soldi per farlo, tornavano nudi e crudi, con una pressione sociale all'epoca terrificante. Ci saranno una serie di rivolte durissime. Marostica vide intervenire un intero battaglione di carabinieri, Lusiana vide dare a fuoco il municipio. Bassano dovette intervenire in che modo? Cercando di creare lavoro, di creare il più possibile lavoro per quegli emigranti di rientro. E naturalmente anche qui, coerentemente con la sua politica precedente, la scelta dell'amministrazione bassanese è quella di creare un nuovo ponte, che stiamo restaurando, vero? Dice sì. Un nuovo ponte sull'asse appunto est-ovest. Anche qui con una serie infinita di polemiche interne ed esterne. Esterne perché Vicenza vede assolutamente di cattivo occhio questa iniziativa bassanese, il giornale Vicenza la commenta con ironia e arriva addirittura a proporre molto seriamente che i bassanesi, invece di spendere soldi per un nuovo ponte che non saranno in grado di terminare, buttino giù quel rudere di legno che hanno ancora un poco più a nord e lo sostituiscono con un bel ponte metallico. Fortunatamente non l'abbiamo pensata così.
E naturalmente appunto come vedete nei lavori per il Ponte Nuovo, vedete che macchine ce ne sono ben poche, anche se all'epoca qualcosa c'era, ma c'è un numero altissimo di lavoratori, perché lo scopo era esattamente quello. Scopo che fra l'altro, vedrà poi il ponte inaugurato, visto che stiamo per reinaugurarlo, nel 1917. Ma, a quell'attività, a quel problema, al problema dei lavoratori, risponde anche il mondo cattolico. Risponde il mondo cattolico, creando quello che allora era pensato come il nuovo Duomo di Bassano, e creandolo, guarda caso, a proposito di dialettica fra i 2 mondi, poco lontano dal Ponte Nuovo. Anche qui, con tutta una serie di polemiche interne al mondo cattolico. Non pochi dei cattolici avrebbero commentato in maniera sarcastica che da Santa Maria in Colle si voleva fare Santa Maria in Busa, visto che appunto la nuova chiesa era nata su quello che era un avvallamento. Nuova chiesa che qui vedete al momento dell'inaugurazione, se guardate attentamente vedrete che ci sono ancora le edicole sopra i pinnacoli, che poi verranno tolte perché uno dei tanti fortunati di allora ne aveva battute un paio sulla testa dei fedeli. Appunto, nuovo Duomo di Bassano, che in realtà verrà completato solo nel dopoguerra, solo con i soldi dello Stato, e vedremo che anche lì sarà un modo per risolvere la dialettica di cui parlavo, e soltanto appunto trasformandolo da Duomo di Bassano in Tempio Ossario. Ma naturalmente la guerra scoppia e, a differenza di quello che si diceva prima, Bassano non aspetta il 17 per essere colpita. I primi aerei austriaci, che in quel momento sono decisamente più performanti di quelli italiani, investono la città fino dal settembre del 15. La prima bomba, quella che vedete che squarcia il soffitto del Ponte Vecchio, ferisce un ragazzino di 12 anni e ammazza il muro del fornaio di San Michele, è del settembre 1915. E la reazione dei bassanesi è molto forte, molto dura, tant'è che inizialmente il Comando Supremo dovette intervenire per garantire una difesa antiaerea che andrà crescendo nel corso della guerra e che verrà a un certo punto affidata al colonnello Sabato. Ma le incursioni nemiche su Bassano, ringrazio ancora Nino Balestra che mi ha segnalato quello che vedete sulla destra, fecero sì che i profughi della Valsugana, della Val Brenta, ma anche della Valsugana, perché alcuni venivano d'oltre confine, che erano alloggiati nella soffitta di quella che oggi è casa sua, descrivessero appunto i bombardamenti delle Croci Nere su Bassano e, come vedete, addirittura i tiri della contraerea. Diciamo, l'importanza comunque che Bassano rivestiva, anche semplicemente sulla stampa, fece sì che a un certo punto Cadorna inviasse in funzione antiaerea le autoblindo. Non so a cosa servissero, visto che l'alzo delle mitragliatrici era estremamente limitato, ma certamente il farle transitare per le strade di Bassano, vi vedete quello che sarà poi il Diario dei Martiri, evidentemente doveva servire quantomeno ad alzare il morale della popolazione. Con che cosa? Con qualche successo. Quello che vedete è uno degli albatros abbattuti tra Bassano e Marostica, e naturalmente molti danni. Danni alle abitazioni civili, questa che vedete è Casa Brotto, ad esempio, e danni, ancora più gravi questi, alle installazioni militari. Nell'agosto del 16 un singolo aereo, partito anche questo da Pergine, scollinando da un grappa allora ancora privo di sistemazioni militari, scende sulla stazione e centra in pieno un treno carico di munizioni. Il treno esplode e alcune delle schegge arriveranno fin qui in museo. Accanto a quello c'era un secondo treno, a sua volta carico di munizioni, la cui esplosione sarebbe stata ancora più devastante perché era composto da un numero maggiore di vagoni. Si dovette al generale Basso, generale Raffaele Basso, allora comandante della brigata Salerno, il fatto che lui intervenne armi alla mano, obbligò un riluttante ferroviere a salire sulla motrice e a spostare il secondo treno. E questo, ripeto, salvò Bassano da danni decisamente maggiori. Come vedete, le esplosioni furono tali da rovesciare i carri e da creare da devastare quasi completamente la stazione, che comunque una parte almeno della stazione, che aveva un'importanza strategica fondamentale.
E naturalmente questo continuo imperversare degli aerei su Bassano, quindi 15, 16, inizio 17, fece sì che si dovesse ricorrere anche ai sistemi passivi. Queste che vedete sono le nostre scuole elementari, che poi diventano Mazzini, che allora erano intitolate dal principe Umberto, e che trasformate in ospedale militare dovettero essere provviste di quella croce rossa bianca su fondo rosso che trovate ancora oggi, se andate sul tetto delle scuole, c'è ancora, e verrà rinnovata poi anche nella seconda guerra mondiale. E durante la guerra, ripeto, la dialettica fra i due mondi continua, perché la guerra ovviamente nel suo proseguo non è soltanto dura per chi è al fronte, non è soltanto dura per quei bassanesi che nelle file del battaglione Bassano periranno nella battaglia dell'Ortigara, ma è dura anche per chi rimane a casa. E le donne sono le prime a reagire quando le restrizioni sul vitto e sul pane diventano troppo forti. E queste rivolte femminili, famosissima quella di Rosà, ma anche Bassano o Vicenza non si tirano indietro, vengono commentate, come vedete, in uno scritto che parte sicuramente, se non da Bassano, dai dintorni, e che viene inviato all'allora ministro degli interni, onorevole Orlando, dove accusando di tutto quello che accadeva ai preti, si dice: brave, dicono alle donne, durante le confessioni chiaramente, fame la sega, vi raison, quindi fate pure, no? E quindi la conseguenza tratta è quindi che sono il clero e gli imboscati la causa delle stupide rivolte. Via il Papa, via i preti e l'Italia si salverà. Naturalmente la ricetta era un po' drastica, ma non dimenticate che appunto il parroco di Rosà viene esiliato, le poche voci dissonanti rispetto alla guerra, penso al Parigi Coman Pertile, di cui abbiamo ricordato l'anno scorso il centenario, vennero allontanate e messe in quarantena lontano dal fronte. Naturalmente, come si diceva prima, questa situazione già grave precipita con Caporetto. Precipita con Caporetto perché? Perché, come vedete, la seconda armata viene praticamente dissolta, la terza si ritira sul Piave, la quarta dal Cadore deve andare a coprire il vuoto rimasto tra la prima e appunto la terza. E quindi cosa succede? Succede che l'intera Val Brenta, o quasi, cade in mano austriaca. E questo che cosa comporta? Comporta che quei cannoni che vedete lì nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, catturati dalla brigata Ancona e schierati a mo' di risarcimento danni davanti al municipio, quindi quei 152 prolungati, dalla Val Brenta tirassero su Bassano. E naturalmente questa situazione divenne immediatamente tragica. Perché? Perché le incursioni aeree potevano ancora essere preavvisate. I pompieri bassanesi dovevano alloggiare in cima alla torre civica e prima con una tromba, poi fortunatamente con una sirena, avvertire dell'arrivo degli aerei. Quindi in qualche modo era ancora possibile proteggersi. Nei confronti delle cannonate no, perché quando la cannonata arrivava era troppo tardi. E questi che vedete, poi li rivedrete probabilmente anche nelle immagini dell'architetto Bertacco, sono alcuni dei danni che Bassano subisce fino a che non viene deciso tra Natale e Capodanno del 1917, sicuramente il più triste vissuto dalla città, lo sgombero completo di oltre 14.000 bassanesi. Rimarranno in città poche centinaia di persone. E anche qua, in qualche modo, anche se la difesa aerea viene sicuramente rafforzata, fra l'altro ricordo che nel campo di Casoni operava Baracchini, quello che dopo Baracca era l'asso della caccia italiana, l'asso degli assi, con 30 vittorie, oltretutto ottenute in un solo anno di volo, quindi in un certo senso era anche il migliore di Baracca. Nonostante appunto questo, ripeto, non era pensabile lasciare la città abitata. E l'effetto lo vedete fra cannoni e aerei, e di nuovo la stazione ferroviaria, nuovamente estremamente importante per i rifornimenti in grappa, che ad essere oggetto dei bombardamenti, che naturalmente vanno a colpire anche l'ospedale civile con danni assolutamente ingenti. Ma ripeto, si ripropone in qualche modo a Bassano e la guerra va in un certo senso a risolvere la dialettica che abbiamo citato finora. Perché? Perché a Bassano, come del resto in tutto il Veneto occupato,
le autorità civili se ne vanno, il sindaco Antonio Bon va a Cremona addirittura e l'intero apparato comunale si trasferisce a Cremona, rimane solo il barone Zanchetta nella sua villa di Travettore e diciamo viceversa a Bassano il clero rimane. Rimane come rimane nella maggior parte delle città occupate del Veneto e spesso e volentieri va a sostituire le autorità civili o si fa carico di molti dei problemi che erano stati tipici dell'autorità civile. Tant'è che Don Silvio Dal Pra, che vedete nella foto a destra, è anche quello che più ricorda in un suo libretto la vita di quelle pagine della Bassano eroica, come le ricorda lui, ricorda appunto la vita di quella Bassano esposta ai tiri delle bombe fra 17 e 18. E appunto non è un caso che a guerra finita Bassano ricordi il suo battaglione non con il ponte, che è da sempre il nostro simbolo, ma con la torre. Vedete la vittoria alata che pone la loro in cima alla torre. In cima alla torre dove, ripeto, per tutta la guerra erano stazionati, fra l'altro con grossi problemi perché non c'erano servizi igienici, ma i nostri pompieri con il compito appunto di fungere da avviso antiaereo. E diciamo che nell'immediato dopoguerra la memoria di quello che era stata la guerra serve appunto a ricomporre il dissidio di cui parlavo. Le immagini che vedete, come ricordava Nino Balestra che ha lavorato in questi anni proprio per il ricordo del Milite Ignoto, sono quelle relative alla partenza delle salme, delle 4 salme raccolte nella caserma Cimberle Ferrari che vedete sullo sfondo, verso Aquileia. Ed è un momento delicatissimo. Questo è il momento in cui il governo aveva proibito qualsiasi cerimonia di ricordo dei caduti, perché ogni cerimonia di ricordo dei caduti dà adito a nuovi scontri fra le forze socialiste e i reduci, con morti, feriti e quant'altro. Bene, un sindaco, il nuovo sindaco di Bassano, allora Gasparotto, preoccupatissimo di quello che poteva avvenire, vedi invece, guarda caso, proprio sull'asse voluto dall'amministrazione degli anni di inizio Novecento, partire quelle salme per Aquileia con un concorso di pubblico ed una serenità assolutamente inimmaginate fino a pochi giorni prima. E questo discorso, questo riavvicinamento fra i due mondi continua anche nel dopoguerra. Anche qui non senza polemiche, vi ricordo che la lapide, l'edicola che ricorda i caduti fu in realtà voluta fortemente dall'Associazione Mutilati e da quella delle Vedove di Guerra a fronte di un monumento ai caduti che esisteva già e che anche qua forse i bassanesi hanno dimenticato, perché il vero monumento ai caduti di Bassano è l'asilo monumento ai caduti, voluto dall'allora colonnello De Cia che aveva comandato il Bassano, voluto dai reduci del Bassano, i quali si erano tassati, con un dono di Compostella che regalò il terreno e appunto la volontà di ricordare i caduti nelle vite dei ragazzini che nascevano. Le vedove di guerra, i mutilati si oppongono e alla fine ottengono che almeno una pietà lapidea venga realizzata a fianco di quello che era ancora l'ufficio postale. Ufficio postale che però nel 26, con i primi lavori di ristrutturazione del museo, prima di quelli poi del 36, come ricordate prima dal sindaco, e già forte anche, Paolo Tua, forte del fatto che il fratello era un generale del Genio, e quindi senatore del Regno, fra l'altro, ma in grado probabilmente di procurargli materiale e, se non addirittura maestranze, sposta l'ufficio postale. Lo sposta da dov'era, lo mette dov'era poi, cioè in via Museo, e assieme all'ufficio sposta anche la lapide di Garibaldi. Ecco allora che l'anticlericale non è più sul muro di una chiesa, ma molto più serenamente su quello di un ufficio postale. E questo spostamento è soltanto uno step, un passo successivo di questo confronto non sempre facile del mondo cattolico. I bassanesi avevano voluto da subito l'ossario in grappa, l'avevano realizzato con un po' di polemica fatta dal sottoscritto con gli amici della 4 novembre di Vicenza che rivendicavano come la primogenitura dell'ossario del Pasubio, che è ancora gestito da loro, si sono dimenticati che un anno prima era già stato inaugurato l'ossario del Grappa, non quello che vedete, ma quello ipogeo, quello creato e voluto dai bassanesi.
Mussolini lo visita, lo trova deprimente, angosciante, era appunto ipogeo, in penombra, con addirittura spesso i teschi e i cadaveri in piena vista, e quindi chiede a Castiglioni e a Greppi di realizzare qualcosa di completamente diverso. Viene realizzato quello che vedete oggi con che cosa? Con un confronto ancora una volta non facile fra mondo cattolico e mondo laico. La Madonnina viene tolta dalla guglia dov'era, ma è la Madonnina dei mutilati, non può essere tolta da lì, anche per una ragione molto semplice, che quel terreno non è proprietà statale, è proprietà della Fondazione Madonnina del Grappa. Però è ovvio che i caduti della guerra non possono essere i caduti della Madonna, sono i caduti della patria. Ecco allora che la Madonnina non viene eliminata, ma viene messa dentro alla cappella e, a scanso equivoci, viene costruita quell'enorme statua alta 12 metri dell'Italia a protezione del Fante, che dall'inizio della Via Sacra avrebbe dovuto dominare anche la Madonna. Ma sono passati gli anni, siamo negli anni 30, è stato siglato da poco il concordato, e una dialettica così forte, una posizione così forte, non fa comodo nemmeno al regime. In più c'è la scusa, che poi è una scusa fino a un certo punto, che una statua di 12 metri di marmo costerebbe una cifra. Ecco allora che la statua viene sì realizzata, ma in gesso, e viene poi tolta a cerimonia finita e a ripresa dell'Istituto Luce completata. Rimarrà solo la Madonnina, sia pure dentro la cappella. E arriviamo finalmente alla nostra lapide. Siamo alla fine degli anni 30, addirittura siamo in prossimità degli anni 40, siamo in prossimità di una nuova guerra. In realtà quella guerra è già scoppiata, è scoppiata lontanissimo da noi nell'estate del 39, nei confini mongoli tra Russia e Giappone, è scoppiata in Europa dal 1° settembre del 39. E, come ricordava prima il sindaco, i nostri due fratelli, dopo aver provveduto alla sistemazione, quello che è ancora oggi il corredo lapideo che trovate nel chiosco del museo, dopo aver realizzato la nuova porta, quella che si usa normalmente, oggi chiusa per lavori, decidono di realizzare anche la lapide. Il problema è che questa volta sono le autorità civili che non sono tanto d'accordo. Siamo in prossimità di una guerra e ricordare le bombe cadute su Bassano nella guerra precedente è tutto fuorché politically correct. E quindi c'è un intervento all'ultimo minuto fra Attenzana e Cesarini delle autorità che chiedono di rinviare o di sospendere l'inaugurazione della lapide. Sta di fatto che la lapide alla fine viene comunque inaugurata, e quindi Bassano si trova appunto a dover contemplare, come si diceva prima, con un occhio certamente molto più attento di quello che non può essere il nostro oggi, quello che una guerra precedente aveva lasciato. Probabilmente senza saperlo, Cesare e Giovanna Scolari avevano lanciato all'inizio di una nuova tragedia quello che era l'ultimo messaggio di pace. Grazie. In sede di presentazione avevamo definito la conferenza del professor Pozzato un'operazione di archeologia della memoria. Credo che sia stata veramente tale, per cui vi chiedo un applauso bis al professor Pozzato. Bene, il restauro della nostra piastra lapide è stato curato dall'architetto Bruno Bertacco, socio del Rotary Bassano Castelli, e diamo a lui la parola e ci illustrerà brevemente le caratteristiche e anche alcune curiosità di questo intervento. Grazie Gianni. Allora, ho sentito che molte cose sono già state dette. Si sente bene? Sì. Sono già state dette. La presentazione, abbiamo sentito adesso quella storica, ma anche la premessa del sindaco è stata straordinaria, nel senso che ha fatto un quadro dei cittadini che passano per la piazza, si soffermano o non si soffermano. Mi auguro che dopo questa giornata, dopo il restauro, ci sia una sosta un po' più attenta, anche perché vedremo qualche particolare, qualche dettaglio. L'iniziativa del Rotary Castelli è partita già da qualche tempo, anche perché ci sono tempi
per un'opera di questo tipo, un'opera vincolata, in una piazza vincolata su una parete di una chiesa vincolata. Per cui l'operazione autorizzativa da richiedere alla sovrintendenza è stata anche complessa. Qui devo ringraziare sia il presidente Saretta, il presidente di allora del Rotary, sia l'assessore Andrea Zonta, perché si sono impegnati in prima persona sottoscrivendo impegni, contratti e molte prescrizioni di rispetto della targa. Entrando nel merito del restauro, bisogna dire che si tratta di una grande pietra, circa 3 metri per 2, di provenienza locale, quasi certamente di Pove. Allora in quegli anni c'erano ancora delle grosse cave a Pove, oppure sarà dell'altopiano, non è stato capito fino in fondo quale, però di una pietra bianca locale, non molto compatta, non molto coerente, per cui di tanto in tanto servirà qualche tipo di intervento di restauro, di manutenzione. La pietra aveva uno spessore notevole, circa 10-12 centimetri in origine, e un bravo scalpellino si dice, però io dico un bravo artista, perché dopo vedrete il perché, Luigi Meneghetti, che ha avuto il laboratorio di marmi fino a pochi anni fa in via Parolini, quindi molto noto in città, si è impegnato a realizzarla. Alle spalle di questo Luigi Meneghetti certamente c'era la guida, l'indirizzo e le attenzioni del professor Paolo Tua, allora, come ha detto il sindaco, direttore del Museo di Bassano. Penso che gli avrà fornito una mappa che dopo vedremo, dove già erano segnati i punti dei bombardamenti, gli avrà dato le dritte per realizzare quella che è una straordinaria pianta della città. Uno spaccato di allora che è molto diverso per certi aspetti a quello attuale dello stato dei luoghi della città. Questo signore, questo Luigi Meneghetti, si è messo di buon impegno a realizzare quest'opera con gli strumenti di allora, che prevalentemente erano scalpelli di varie dimensioni, ecco, ed altri piccoli strumenti, ecco, le gradine si chiamavano, gli scalpelli che hanno tutta la parte al taglio dentellata si chiamano gradine, e anche queste grandi, piccole, eccetera. Dopo vedrete qualche dettaglio dove si capisce l'attenzione dell'artista. Io lo chiamo un artista. La pietra quindi era una lastra di marmo di questo spessore, e questo signore ha cominciato a scalfirla, a scolpirla, traendone del materiale, e quindi per differenza mi rimane innanzitutto il fiume, che è un elemento principale ed è il più profondo, il fiume, le strade, le piazze, ma non si è limitato a questo, ha aggiunto anche nelle strade e nelle piazze alcuni dettagli, le torri, le porte della città, i ponti sul fiume, i portici, cioè molte cose che sfuggivano. Poteva fare via Roma, via Beata Giovanna tutta intera, no, di mezzo c'è una porta che si chiama Porta Dieda, e lui l'ha conservata ad altezza intera all'interno di questa operazione. Come dicevo, poi abbiamo dovuto avviare le operazioni con relazioni, eccetera, preventive, analisi sul posto, con la sovrintendenza. Il restauratore, che è il dottor Marchiori, Daniele Marchiori, che credo sia presente, si è dato da fare, si è impegnato, ha fatto anche le sue descrizioni e si è partiti con il lavoro vero e proprio di restauro. Il lavoro di restauro di una lapide di questo tipo, e nello stato in cui si trovava, ha delle fasi preliminari dove bisogna spostare i muschi, i licheni, i materiali di deposito, poi ci sono dei trattamenti di microbiologia in modo tale che questi materiali si essiccano, e quindi si va veramente a intervenire sulla pietra. La pietra che ha dei bisogni, perché ci sono scheggiature, ci sono crepe, ci sono sfaldature e ci sono anche stacchi. Ce n'erano alcuni di particolari che dopo vedremo sulla scritta
Grande Guerra 15 e 18, 1915-1918, ce n'erano altri su edifici, per esempio sul quartiere Bonaguro, a fianco all'ossario, che era già realizzato in quegli anni, c'erano stati dei stacchi di pietra notevoli e questi sono stati integrati. Ci sono delle attenzioni nel fare le integrazioni in modo che la lettura della pietra originale sia un po' diversa da quella delle integrazioni, quindi io in qualsiasi momento leggo i due materiali che sono diversi. Fatte le operazioni di integro e di restauro, poi vengono fatti dei trattamenti conservativi, per cui ci auguriamo che per un po' di anni, per qualche decennio, la pietra sia a posto, conservata e possa durare. Adesso vorrei vedere qualche immagine di alcuni dettagli che vorrei fare notare proprio per quella caratteristica che dicevo, ecco, mi sono permesso di fare anche questa immagine. Questa è la pianta con evidenziati alcuni punti, perché solo così possiamo leggerli e poi quando usciremo andremo a individuarli nella pietra attuale che è esposta. Allora qui vedete che abbiamo, per esempio, molto vistoso, il ponte vecchio, il ponte della Vittoria, aperto ieri sera in un senso di marcia, vero assessore Zonta. Vediamo la serie di chiese che ho evidenziato, in effetti nella lastra c'è solo una croce, e vediamo certi dettagli, per esempio quello che ho già accennato di Porta Dieda. Adesso vediamo uno spaccato ingrandendolo. Vedete che lungo la strada, che è stata scavata con questi scalpelli dall'artista, è riuscito a salvare un pezzo di pietra. La pietra, quando si lavora, non si torna indietro. Se tu dai un colpo col scalpello e sbagli, non puoi risarcire, devi inventarti qualche cosa per assorbire quell'errore che ti hai fatto, perché non è che puoi attaccare poi altri pezzi. Quindi è unilaterale, o si conserva oppure devi distruggere tutto. E quindi vedete il dettaglio. Torniamo su nelle piazze. Vediamo la torre civica, vediamo segnati i portici, ha disegnato tutti gli archetti dei portici, vediamo la Porta delle Grazie, il campanile, la torre campanaria più che campanile, la torre campanaria del Duomo e molti altri dettagli. I giardini Parolini su via Villa Raspa, non c'era la Nazionale, si chiamava allora, non c'era la Nazionale, non c'era la scuola Vittorelli, come vedete erano insomma una superficie molto più estesa di oggi. Torniamo sulle nostre immagini. La scritta, vedete qua gli stacchi, la N, la L, vedete che si sono, ecco, adesso questi non ci sono più, dopo andiamo a verificarli sul posto. Questa è quell'immagine stupenda che ha fatto il nostro Cesare Gerolimetto, dico nostro perché ormai ha sposato Bassano Cesare, ecco, e dove ha scelto, come diceva il sindaco, il momento giusto con la proiezione del sole perfettamente corretta, in modo tale da poterne apprezzare anche le profondità delle strade, delle vie e del fiume. Notate tutte quelle onde all'interno del fiume per segnalare la presenza dell'acqua straordinarie. Su via Porto di Brenta notate ancora la presenza dei cosiddetti caselli daziari, quelli che dovevano controllare gli accessi alla città prima del Porto di Brenta. Andiamo avanti, sì. Ecco, questa è quella mappa che dicevo, storica, che forse è servita da supporto per la realizzazione della nostra pianta marmorea. Vedete che sono anche indicati i 19.768 bassanesi residenti in città in quegli anni. Ecco, e credo che questo sia il supporto principale che Paolo Tua avrà consegnato allo scultore, al marmista, scalpellino scultore che ha effettuato poi l'opera. Andiamo avanti. Ecco, qui vediamo alcuni particolari, i due ponti, vediamo, che dopo io di là avevo evidenziato, i due ponti sul fiume, il giardino,
Passiamo al prossimo. Ecco, su questo invece notiamo la cosiddetta, quella che dicevo prima, Porta di Eda. Vediamo altri aspetti di dettaglio. Il castello con la torre campanaria del Duomo, una fontana, c'erano le due fontane nei due estremi del viale delle Fosse, e lì vediamo ancora il segno della fontana. Di qua il campanile della chiesa di San Giovanni, le piazze, insomma, vediamo molti dettagli che il visitatore o chi si sofferma frettolosamente sicuramente non li ha notati, non li ha memorizzati e quindi non li può ricordare. Andiamo. Ecco qui, come diceva il professor Pozzato, ci sono alcune 3 o 4 immagini significative dei bombardamenti. Cosa è successo? Questo è il nostro ospedale civile di allora, distrutto praticamente, con le suore che allora facevano il servizio, sconcertate che lo osservano. Vai. Qui siamo in via Campomarzio, anche qui c'era una presenza militare, vedete una garita e gli squarci fatti dai bombardamenti. Piazzetta con il nostro Jacopo da Ponte, da poco restaurato dal Castelli, e i danni creati dai bombardamenti. Il pozzo, osteria famosa di via Marinali, esistente ancora ad oggi, quella trifora di ingresso è ancora lì, ma sicuramente che la parte superiore è stata completamente rifatta. Andiamo. Ecco, direi che è esaurito, io mi fermerei anche qua. Vorrei ringraziare il restauratore che eventualmente, se ritiene di aggiungere qualcosa quando siamo usciti, lo può fare sul posto, e Francesca Meneghetti, che il sindaco ha citato e ha seguito passo passo come sovrintendenza l'intervento. Grazie. Allora, la mattinata all'interno della scaletta originale sarebbe finita qui, ma abbiamo un piccolo fuori programma. Invito i due presidenti del Rotary Bassano Castelli, Enrico Marin, e del Rotary Bassano Giobatta Gottardi, che devono fare un annuncio, o forse un preannuncio, ma adesso ve lo diranno loro. A me è l'onere. Si sente? Sì. Prima vi ho detto che l'attenzione e l'impegno dei club, dei nostri Rotary Club, non si fermano qui. Ebbene, come Club Rotary siamo dalla città, dai bassanesi, anche dai nostri soci, sollecitati ad un altro intervento. Scusate, non sono... Allora, dicevo, dalla città, dai bassanesi, anche dai nostri soci, siamo sollecitati a un altro intervento di restauro. Ecco, è un intervento su cui con il Rotary Bassano, con Giobatta, ci stiamo confrontando. Si tratta della lastra marmorea che è posta sempre sul lato nord della chiesa di San Francesco, che ricorda la motivazione della medaglia d'oro al valore militare attribuita alla città di Bassano in occasione degli eventi, in questo caso della seconda guerra, del periodo della resistenza, dell'eccidio del Viale dei Martiri, e quindi dei sacrifici patiti dalla nostra città in quel momento. Ecco, è una lapide che richiede anche un intervento di ripristino delle lettere in bronzo mancanti, richiede un intervento di pulitura, perché sente, diciamo, anche questa piastra sente, diciamo, il passare degli anni. Ecco, come detto, i nostri due club stanno valutando di come fare insieme questo restauro, questo service. Non c'è ancora, non vi diamo alcuna garanzia, cioè non c'è una garanzia che riusciamo a farlo. Quello che possiamo dire è che c'è la nostra disponibilità, il nostro impegno
a far sì che questo intervento, anche questo intervento, possa trovare una concreta finalizzazione, anche grazie al contributo dell'amministrazione comunale, insomma, perché anche qui noi possiamo mettere insieme la competenza dei nostri soci, e guardo sempre Bruno Bertacco, le nostre risorse che, come l'amministrazione comunale, anche noi club abbiamo i nostri, diciamo, vincoli di bilancio, però ecco, la volontà c'è e faremo il possibile. Solo un cenno, visto che sono stato tirato per i capelli, come si dice, volevo richiamare il fatto che i nostri cugini, come li chiamiamo noi, del Bassano Castelli, con loro abbiamo una consuetudine di rapporto che è nata molto prima di quanto è stato citato, perché la palestra è cominciata nel 2003 con la Porta Dieda, e loro sono nati nel 98, e il nostro sodalizio e rapporto continuativo per la promozione di attività di service nell'ambito culturale è datato da 68 anni, e le tracce rotariane nella città vanno aumentando. Certo, c'è una grandissima concentrazione nel lato nord della chiesa di San Francesco con vari interventi. Adesso questa idea, io credo che la strada di continuare sul tema della pace, sul tema di no alla guerra, sul tema degli elementi che stanno alla base della nostra identità costituzionale, credo che siano un viatico. Fatto sta che un giro di telefonate mi permette di dire che l'intero consiglio direttivo del mio club è d'accordo. Quindi troveremo sicuramente le risorse. Lui è molto prudente, è giusto, bisogna essere pragmatici, ma troveremo la strada. Bene, e con questo valore aggiunto, no, ci apprestiamo ad uscire in Piazza Garibaldi per lo svelamento della lapide restaurata. Quindi ci spostiamo tutti in Piazza Garibaldi.